Via Di Maio, ci vuole un piano per il Sud, Zaia replica, c'è già, e i voti della Lega nel Meridione dicono che il Sud non ha paura dell'autonomia. Oggi nella Marca anche il ministro Toninelli, l'autonomia va fatta ma fatta bene. Domani il governatore partirà per Losanna, dove il lunedì alle 18 arriva la decisione sulle Olimpiadi invernali 2026. Il nostro dossier è il migliore ma dovrà convincere i delegati indecisi. 3 morti sulle strade in poche ore ad Asiago, motociclista si schianta contro una ruspa, Verona 40enne travolto da un'auto dopo essere sceso dalla sua vettura in pane. A Cessalto 68enne investito mentre passeggia. L'esplosione della palazzina a Gorizia, il 50enne disabile dal cui appartamento è partita la fuga di gas aveva scritto su Facebook pronto a dispiegare le ali e faceva riferimento alla data del dramma. Un'unghia in una porcilaia abbandonata è l'elemento che a 20 anni di distanza potrebbe risolvere il caso di 2 donne sparite misteriosamente nel Vicentino a 11 anni di distanza. Pedopornografia online, max operazione della Polizia Postale di Catania, 51 indagati, di questi 2 sono giovanissimi trevigiani. Torneranno a casa domenica gli alpinisti veneti travolti da una valanga in Pakistan. Oggi hanno mandato un videomessaggio ad Antena 3 da Islamabad. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antena 3 Nord-Est. Lo avete dunque sentito ora dai titoli. Autonomia, Di Maio ci vuole un piano, dice, per il Sud. Zaia invece replica, c'è già, e i voti della Lega nel Meridione dicono che il Sud non ha paura dell'autonomia. Sentiamo. Ma guardi, il piano per il Sud c'è già, non mi risulta che comunque ci sia una visione ostracista nei confronti del Sud. Non stiamo parlando di un paese di serie A e di serie B, non parliamo della secessione dei ricchi, ma parliamo dell'applicazione della Costituzione. Cartolina da Susegana firmata Luca Zaia, destinazione Roma, perché l'autonomia è incardinata, come ha annunciato il ministro Erika Stefani dopo il summit con Conte, la roadmap tracciata, ma Luigi Di Maio si è subito affrettato a puntualizzare. All'Italia tutto serve tranne un ulteriore divario tra nord e sud. Il punto qui è politico e lo evidenzio senza mezzi termini. A questo paese serve un grande piano per il sud. Zaia ribadisce. Basterebbe guardare i voti per capire che i cittadini del Sud hanno scelto un partito, il partito dell'autonomia, che è la Lega, in territori nei quali qualcun altro dice che hanno paura dell'autonomia. Cartolina da Susegana, dove fa la sua apparizione il ministro Danilo Toninelli, che taglia il nastro del rimodernato ponte della Priula e cerca di costruire un altro ponte metaforico proprio sull'autonomia. Quello sull'autonomia è un tavolo importante, va fatta, stiamo lavorando intensamente attraverso tutti i ministeri con le rispettive competenze per farla bene. Sottolineo bene perché io mi ricordo delle altre riforme che io ricordo sempre quella del titolo quinto, ha fatto dei disastri, ha creato centri di spesa, siamo in un altro ambito, ma gli effetti sono molto importanti. Insomma, il mantra del Movimento 5 Stelle non cambia, andare ad agio per fare bene, ma il tempo stringe da troppo tempo, mentre una fetta di costituzionalisti e amministratori del Sud resta sul piede di guerra. Vadano dove vogliono, cioè nel senso che quando abbiamo presentato la legge referendaria ci hanno detto che era fuori di testa. La verità è che poi la Corte Costituzionale ha dato ragione a noi. Ricordo solo che uno dei giudici in Corte, quando si discuteva la partita dell'autonomia, uno dei giudici, non so se ha partecipato al collegio giudicante o no, ma comunque era giudice in Corte, era il presidente Mattarella. Toninelli in versione ecumenica, intanto replica anche a chi ha visto i 5 Stelle come i nemici della TAV e annuncia lunedì tavolo tecnico su Pedemontana e anche alta velocità. Non è mai stata bloccata semplicemente perché non è mai stato posto un veto su quell'opera. L'analisi costi-benefici, che va parallelamente con lo stato di avanzamento dei lavori di rete ferroviaria italiana, serve a migliorare. Prossimi giorni la pubblichiamo, ma RFI ha avuto un mandato chiaro, guai a voi se limitato o bloccate i lavori. Ma c'è tempo anche per uno sguardo a Losanna. Zaia freme come tutti i veneti, lunedì alle 18, appuntamento con la storia. Il nostro dossier è il più bello, il nostro dossier porta il sole, porta la neve, porta un territorio, porta una serata di chiusura pensata in Veneto per la Reina di Verona e noi siamo confidenti, insomma. È anche l'occasione per convincere gli indecisi, quindi l'appello che faccio io agli indecisi, perché ormai un po', immagino molti si siano fatti l'idea, ci saranno degli indecisi e noi saremo lì per convincere gli indecisi. Ed ora parliamo dell'inaugurazione del rinnovato ponte della Priula Treviso, taglio del nastro da parte del governatore del Veneto Luca Zaia, alla presenza del ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli. Tanti gli argomenti toccati nell'incontro con la stampa, ma procediamo con ordine partendo proprio dal momento ufficiale.
Fermi ragazzi, buoni. Allora, Presidente, come stai? Bene, tutto bene. Noi siamo visti anche ieri, C'è un sacco di stiamo fissando per domani un altro incontro che non possiamo far passare più di 24 ore a vedere. Scambio di battute scherzose all'arrivo del Ministro alle infrastrutture per l'inaugurazione del rinnovato ponte della Priula. Toninelli è arrivato con 45 minuti di ritardo causa volo, comunque viene salutato da una folla di residenti, di cittadini e di curiosi arrivati sul ponte con ogni mezzo, a piedi come in macchina, passando per l'immancabile bicicletta e perché no alla canoa, pagaiando lungo il Piave. Una presenza massiccia e festante che ha addirittura sorpreso il Ministro. Se voi siete qua oggi e siete il cantiere che oggi vado a inaugurare con la maggior presenza di cittadini e di questo vi ringrazio profondamente. Ministro che ha sottolineato come il rinnovato ponte della Priula sia soprattutto il risultato di una strategia trasversale. C'è stato uno Stato che ha dato delle risposte, uno Stato che ha ragionato con la Regione, uno Stato che ha ragionato con i sindaci, che non ha guardato i colori politici. Che su questa opera non solo ci sia stata sintonia tra le amministrazioni, l'ha sottolineato anche il governatore del Veneto Luca Zaia, che non ha lesinato gli accenni alla burocrazia e alle tasse. Se voi guardate la storia di questo ponte, ha fatto la prima progettazione nel 2004 e poi ha avuto una costellazione di ricorsi su tutto, sulle ringhiere, sulle pile, su qua, sui osei che deve attraversare, su tutto. Allora io penso che questo è anche il significato di questa inaugurazione, che ce l'abbiamo fatta. Dal 2004 al 2019 sono 15 anni. La vostra presenza è la miglior risposta a tutti quei uffici, complicazioni e affari semplici che in Italia ci sono. Governatore che ha colto l'occasione per ricordare gli altri grandi appuntamenti nell'immediato per il Veneto. Poi Ministro, guarda, ti dico l'ultima roba, qui sono le colline del Prosecco. No, voglio dire una roba. Il 4 luglio io vado in Azerbaijan, voi sapete che è 10 anni che seguo questo dossier, finalmente hanno dato parere favorevole, spero di tornare a casa col patrimonio dell'umanità per i 15 comuni del Prosecco. Insomma, Ponte della Priula, preludio di un'estate che con tutta probabilità entrerà nella storia della Marca e del Veneto, con l'ultimo atto prima della riapertura del pomeriggio, l'immancabile taglio del nastro. Siamo alla cronaca, 3 morti in poche ore sulle strade, tragedia intanto nel Veronese, a perdere la vita un cittadino dello Sri Lanka di 40 anni residente a Legnago, l'uomo morto in un incidente sulla bretella che collega Verona alla casella autostradale. Secondo i primi accertamenti della polizia municipale si è fermato all'altezza dello svincolo di San Massimo per un guasto alla sua auto, ma appena sceso dal mezzo è stato investito da un furgone guidato da un 65enne veronese. Il 40enne è rimasto ucciso all'istante. Sull'incidente verrà aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Ed ancora un altro incidente mortale, un motociclista è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuto attorno alle 16 in contrada Pennara ad Asiago nel Vicentino. Secondo una prima ricostruzione il Centauro a bordo di una moto di grossa cilindrata è finito contro una ruspa, il cui autista a bordo era impegnato in una manovra in quanto impegnato in un cantiere stradale. E un altro incidente purtroppo, questa volta nel Trevigiano, tragedia a Cessalto, un pensionato di 68 anni è stato travolto da un'auto ed è morto sul colpo, l'uomo lascia 3 figli e la moglie, il drammatico incidente è avvenuto a pochi metri dalla sua abitazione. Come ogni mattina stava facendo la sua solita passeggiata e forse stava rientrando verso casa quando è stato travolto da una vettura. Il tragico incidente è avvenuto in via Calstorta nei pressi dell'incrocio con via Manin. L'uomo camminava a bordo strada quando la macchina, una Renault Clio condotta da un operaio 56enne di Musile di Piave, lo ha investito. L'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso ed ha chiamato il SUAM 118. Sul posto è arrivata anche l'automedica, ma purtroppo per l'uomo, Eligio Rebecca di 67 anni, non c'era nulla da fare, è morto sul colpo. Stavo andando a casa e qualcuno che non l'ha visto L'ha investito. E l'ha investito. Io ho visto la macchina e l'hanno preso a parte del passeggero. Io passavo per di qui e ho visto delle macchine ferme, mi sono fermato, ho guardato e c'era una mia collega un po' sotto shock e sì, insomma c'era questo signore nel fosso
che era deceduto. Sul posto i carabinieri della stazione di Cessalto per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Secondo i primi accertamenti, comunque, la vettura procedeva regolarmente lungo la strada mentre il pedone stava camminando a bordo strada in senso opposto rispetto alla marcia del veicolo. Sotto shock l'intera comunità. La notizia è subito girata in tutto il paese, dove la vittima era molto conosciuta. L'uomo aveva lavorato come barista e da qualche tempo era in pensione. Eligio Rebecca abitava a solo 1 chilometro dal luogo dell'incidente, una strada che faceva quasi ogni mattina. Forse la causa dell'incidente una disattenzione dell'automobilista. L'uomo, che probabilmente si stava recando a lavoro, è stato sottoposto anche all'alcol test, che è risultato negativo. Una strada trafficata a quell'ora. Verso le 7 molta gente va al lavoro, ci conferma un residente, e qui è un continuo passaggio di auto. A terra, ancora una volta, i segni dell'ennesima tragedia, un'altra vita spezzata ed un'altra famiglia distrutta dal dolore. Eligio Rebecca lascia la moglie e 3 figli. Ci spostiamo ora nel Padovano. I carabinieri di Piove di Sacco avrebbero individuato il pirata della strada che ha travolto una ragazza in bicicletta a Brugine, fratturandole il bacino. Avrebbe ancora poche ore di libertà il pirata della strada che martedì notte ha falciato una ciclista di 19 anni con il suo furgone senza fermarsi a prestare assistenza. L'investimento è avvenuto in via Palù Superiore, tutto da verificare se il conducente del mezzo si sia o meno accorto dell'impatto. I carabinieri di Piove di Sacco hanno sequestrato il furgone per accertare con esattezza se i danni riportati dal mezzo, in particolare la perdita di uno specchietto, siano compatibili con i pezzi di carrozzeria ritrovati sul luogo del sinistro. La ragazza riportò la frattura del bacino. Il conducente, un operaio di un comune limitrofo, è stato subito denunciato per fuga dopo aver causato un incidente con feriti. Ora potrebbe essere imminente il suo arresto. Ed ora la tragedia di Gorizia e l'esplosione della palazzina nella quale hanno perso la vita la 43enne veneziana Sabrina Trapani, il compagno 45enne sloveno Mia Ursic e il 50enne disabile Fabrizio Facchettin. Proprio alcune parole inquietanti di quest'ultimo pochi giorni prima della tragedia farebbero emergere una terribile ipotesi. Pronto a dispiegare le ali, un selfie e quei numeri 6 e 19 perfino tatuati sul braccio, come il profilo di Fabrizio Facchettin mostra sui social. Sono nuovi inquietanti contorni del dramma di Gorizia, costato la vita a 3 persone. I numeri 6 e 19 pubblicati nel post verso mezzanotte, poche ore prima dell'esplosione della palazzina in viale 20 settembre, autorizzerebbero a pensare al riferimento della data della tragedia, 19 giugno, come se fosse un piano prestabilito da tempo. Tutte le ipotesi restano aperte, lo ha detto chiaramente il procuratore di Gorizia Massimo Lia. Arcangelo Facchettin, questo è il suo nome su Facebook, e allora magari quei numeri potrebbero essere un riferimento mistico, religioso, ai versetti della Bibbia dove si parla di speranza come ancora dell'anima. Dalle analisi dei vigili del fuoco un dato è certo, ovvero che l'esplosione è scaturita dalla fuga di gas dell'appartamento di Facchettin, provocando la sua morte e quella di altre 2 persone. Naturalmente fanno impressione, ma ancora di più forse i di 2 giovani, il 44enne e il 45enne, perché entrambi non sono goriziani, cioè entrambi hanno scelto Gorizia. Bravo. Entrambi hanno scelto Gorizia, ma non come sede provvisoria, perché avevano acquistato l'appartamento, l'avevano riqualificato alcuni anni fa, hanno depositato nel 2017 la chiusura della riqualificazione in comune, avvenuta peraltro a regola d'arte, perciò non influente sui drammatici fatti di questa notte. Perciò lui dalla Slovenia, da poco oltre confine, da San Petersburgo, un piccolo comune adiacente a Nova Gorica. Lei da San Donama, alcuni anni poi a Caorle e da 10 anni già a Gorizia. Entrambi avevano scelto appunto la nostra città per viverci, per mettere su famiglia, ecco, e il dramma è che in realtà anziché città per viverci è diventata la loro tomba, una cosa davvero che, ripeto, ogni morte è agghiacciante e spaventosa. Però ci sono delle tragedie nelle tragedie che colpiscono ancora di più. Un'unghia in una porcilaia abbandonata è l'elemento di prova che a 20 anni di distanza potrebbe forse aiutare a risolvere il cold case di 2 donne sparite misteriosamente a 11 anni di distanza l'una dall'altra. Velodastico. Si potrebbe riaprire il caso della scomparsa delle mogli dell'allevatore morto nel 2011 a 64 anni.
A fine 2017 gli archeologi forensi hanno ritrovato l'unghia di un alluce nell'area dove l'uomo allevava maiali. Ora le analisi dei RIS avrebbero confermato che l'unghia apparterrebbe alla seconda moglie Romena, scomparsa nel 1999. Il reperto porterebbe a pensare che il corpo della donna, che da quanto risulta a quell'epoca sarebbe stata in fase di separazione dal marito, sarebbe stato fatto sparire nella porcilaia. La stessa fine, secondo le ipotesi investigative, potrebbe averla fatta anche la prima moglie dell'uomo, di cui si sono perse le tracce nel 1988. Ricerche più approfondite potrebbero partire sulle tubature e sulle vasche della porcilaia, dove i carabinieri sarebbero tornati nelle ultime ore per un sopralluogo. Pedopornografia online, maxi operazione della Polizia Postale di Catania, 51 indagati, di questi 2 sono giovanissimi trevigiani, l'accusa è detenzione e divulgazione di pornografia minorile. A far scattare l'operazione denominata Tana della Luna, una mamma che ha trovato nel cellulare del figlio adolescente immagini erotiche di minori. Scioccata per quelle foto ha portato lo smartphone alla Polizia Postale. Immediatamente sono scattate le indagini. A coordinare la vasta operazione contro la pedopornografia online la Procura distrettuale e la Procura dei minorenni di Catania. I giovani si passavano immagini e foto pubblicandoli in 2 gruppi WhatsApp, Tana della Luna, da cui prende il nome l'operazione, e Scooby Dank. 52 le persone indagate, di cui 30 minorenni. Nel trevigiano sono stati coinvolti 2 giovanissimi, un 16enne residente a Vittorio Veneto ed un 18enne di Motta di Livenza. Tutti devono rispondere di detenzione e divulgazione di pornografia minorile. Gli inquirenti, con un meticoloso lavoro investigativo, sono riusciti a ricostruire le dinamiche e le condotte penalmente rilevanti poste in essere dai singoli aderenti ai gruppi, circa 300, e identificando coloro che avevano divulgato o richiesto video o immagini di pornografia minorile con vittime anche in età infantile. Numeroso il materiale informatico sequestrato, che sarà sottoposto ad approfondite analisi informatiche. Ed ora nel padovano, accusato da 14 turiste di violenza sessuale, ex carabiniere condannato a Padova a 12 anni e 8 mesi di carcere. Ha sperato fino all'ultimo di essere assolto, sostenendo di essere innocente, e invece è stato condannato a 12 anni e 8 mesi per Dino Maglio, l'ex carabiniere in forza al comando provinciale di Padova, che tra il 2012 e il 2014 ha violentato 4 ragazze e ne ha drogate almeno una decina. La sentenza è stata emessa dal Tribunale Collegiale di Padova. Il pubblico ministero Giorgio Falcone aveva chiesto 14 anni. Durante l'ultima udienza in aula, prima della sentenza, l'ex militare era stato sorpreso mentre con il telefono cellulare fotografava 2 delle vittime, una ragazza statunitense e una portoghese. Fotografie che sono state prontamente cancellate da un altro carabiniere che ha sequestrato il telefono dell'imputato. L'avvocato della difesa invece aveva chiesto la perizia psichiatrica per il suo cliente. Le prove contro Dino Maglio sono state ritenute schiaccianti. 14 le donne, tutte straniere, adescate attraverso un sito per turisti, che lo accusano di abusi. Maglio ha già trascorso 5 anni di carcere, sempre per violenza sessuale. Le turiste erano entrate in contatto con l'ex carabiniere, che le aveva ospitate in casa propria durante alcuni brevi periodi di vacanza. Tutte avevano alloggiato nel B&B della madre del militare sui Colli Euganei. Le donne, che hanno poi denunciato i fatti alle autorità dei loro paesi d'origine, sono state rintracciate da un sito giornalistico di inchiesta internazionale, che ha consegnato il materiale in un lungo e dettagliato esposto, dal quale sono poi partite le indagini. In un caso, l'ex carabiniere, dopo aver drogato una giovanissima ospite, avrebbe abusato di lei mentre stava dormendo in camera con la mamma. Dino Maglio attualmente è sottoposto all'obbligo di dimora nel paese pugliese d'origine. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, rimanete con noi. Siamo tornati in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari. Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, Movimento 5 Stelle, ha comunicato oggi via Twitter che la prossima settimana firmeremo il decreto interministeriale per determinare i limiti ai PFAS, che per noi devono essere PFAS zero. Questa è una battaglia che stiamo combattendo anche in Europa. Il 6 maggio scorso a Roma il Ministro aveva presieduto una riunione tecnica preliminare alla
costituzione del tavolo nazionale in materia chiesto da anni in Veneto. Nell'occasione Costa aveva anche dichiarato che entro un mese ci sarebbe stato il provvedimento, commenta oggi proprio in una nota l'assessore regionale Veneto all'ambiente Giampaolo Botaccin. Ora apprendiamo da un tweet del ministro che la prossima settimana potrebbe essere finalmente quella giusta. Benissimo, in Veneto non si aspettava altro, ora non ci resta che aspettare il provvedimento augurandoci che vengano fissati i limiti restrittivi come in Veneto. Sono pronti a tornare a casa gli alpinisti della spedizione travolta da una valanga in Pakistan, 3 vicentini tra cui il capo cordata Tarcisio Bellò. Oggi hanno mandato un video a noi di Antenna 3 da Islamabad dove sono pronti a partire per Istanbul dalla Turchia. Poi arriveranno con un volo a Venezia, domenica pomeriggio il ritorno a casa si avvicina, ma ascoltiamo il loro video messaggio. Ciao a tutti i veneti, all'Italia, al mondo che ci aveva dato, che ha sentito la notizia che eravamo dispersi. Ringraziamo per la grande apprensione passata da tanti amici, sostenitori, familiari e tutti, diciamo, quelli che amano il mondo della montagna. Siamo sopravvissuti, è stata un'esperienza durissima. Purtroppo il nostro amico Imtiaz Ahmad è rimasto vittima di questo incidente. Ci dispiace tantissimo per la famiglia, per i figli, per tutta la comunità che, diciamo, si è stretta attorno a lui. Da parte delle vallate, dei villaggi pakistani abbiamo ricevuto tantissime attestazioni di stima, di riconoscenza per il lavoro fatto in 10 anni nella costruzione di un acquedotto, di un ponte, l'avvio del centro del Climbing Center Cristina Castagna che vorrebbe insegnare tecniche di alpinismo e però al momento non ha risorse per fare questa attività. Quindi con gli amici Luca, David e Tino, che siamo fortunati di essere ritornati assieme a Nadima e Sakila, salutiamo tutti, rincorriamo tutti quanti il nostro stato di salute, qualche problema c'è, però insomma si dovrebbe risolvere. Le ferite del corpo si curano, quelle dell'anima vedremo. Padova ha finalmente dedicato una via alla studentessa del Bo Norma Cossetto, violentata e infoibata nell'ottobre del 1943 da partigiani, secondo alcuni slavi, secondo altri italiani. L'inaugurazione della strada questa mattina. Dopo la medaglia d'oro al valor civile del presidente Ciampi nel 2005 a Norma Cossetto, studentessa del Bo di origine istriana, violentata e uccisa a 23 anni nella foiba di Villa Surani nel 1943, hanno intitolato una via i comuni di Gorizia, Narni, Fano e Bolzano. Verbania le ha dedicato un parco pubblico 9 anni fa a Calalzo, la sala consiliare, Grumolo delle Abbadesse, la piazza del municipio. La vicina Limena, nell'aprile 2012, le ha intitolato la biblioteca. Padova, dove la ragazza frequentava l'università, stamattina le ha intitolato una ampia via pedonale tra la stazione e Viale Codalunga, forse tardivamente. Certo, purtroppo per noi tutto è arrivato tardi, perché io penso tante volte, ai miei genitori, a quella generazione che non hanno neanche potuto avere questo minimo risarcimento morale. E che io dico, questi sono piccoli segni per noi, ma molto significativi. Presenti alla cerimonia Diana e Loredana Cossetto, cugine di secondo grado della studentessa, entrambe molto emozionate. Purtroppo queste storie a noi ci hanno toccato fin da bambini. Mio padre è sempre stato molto attivo, molto presente, una presenza discreta, non era mai in prima linea. Diciamo di solito c'era Licia, la sorella di Norma, che parlava, prendeva il microfono, ma mio padre era sempre molto presente.
penso che piangerebbe. Il sindaco Giordani segue la strada aperta 11 anni fa da Flavio Zanonato, che impose con una ordinanza l'installazione di una targa in via Zabarella a ricordo delle vittime delle Brigate Rosse Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, appartenenti all'MSI, e anche in un certo senso quella del suo predecessore Massimo Bitonci, la cui amministrazione avviò l'iter per questa intitolazione. Io applaudo l'iniziativa che ha avuto Flavio Zanonato a suo tempo, come applaudo questa iniziativa, che Norma Cossetto è stata una vittima della violenza assurda in quel periodo ed è giusto ricordare, è giusto che i ragazzi ricordino di volta in volta quello che è successo. La memoria deve essere sempre continua perché, come ho detto prima, non ci rendiamo conto, la democrazia è un bene prezioso, è bene che ce lo ricordiamo tutti. Questa sera non perdetevi 20 e 10, a pochi giorni dalla decisione di Losanna parleremo del sogno Cortina-Milano per le Olimpiadi invernali 2026, ma anche delle aspettative del turismo con l'estate iniziata. Oggi lo faremo con Federico Canera, assessore regionale al turismo. E questa era la nostra ultima notizia. Vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Nella giornata di sabato 22 giugno è atteso un intenso ma rapido passaggio temporalesco sulle nostre regioni. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino avremo qualche pioggia solamente sui rilievi bellunesi. Col passare delle ore le piogge si estenderanno un po' a tutto il resto del territorio e localmente potranno essere anche intense. Temperature minime tra 18 e 22 gradi, massime comprese invece tra 24 e 30 gradi. Situazione pressoché simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con qualche spazio più soleggiato al mattino ma con un veloce peggioramento a partire dal pomeriggio. Ci attendiamo infatti qualche temporale sparso ma piuttosto frequente. Temperature minime tra 20 e 23 gradi, massime oscillanti tra i 26 e i 28 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Avremo condizioni di tempo perturbato con acquazzoni diffusi un po' dappertutto, ma entro le ore serali è atteso un lieve miglioramento. Temperature minime sui 17 gradi, massime invece tra 23 e 24 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci.